Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Arrestato Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico, accusato di turbativa d'asta e corruzione. Al centro dell'indagine c'è l'attività illecita di dirigenti e collaboratori della Trapani Servizi SpA, che avrebbero truccato i concorsi del 2020 e del 2021. Sgomitato gruppo criminale capeggiato dai fratelli Livoti a Catania. Gestivano 3 piazze di spaccio nel quartiere di Librino, 23 arresti e 14 gli indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione ed invasione di terreni o edifici. Arrestato pregiudicato a Gela per detenzione di quasi 1 chilo di cocaina e un fucile con canne mozzate, oltre a munizioni di varia tipologia. L'indagine è condotta dai servizi investigativi della Polizia di Stato. Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciate 73 persone residenti nei comuni di Gela e Niscemi. Tra i soggetti anche alcuni extracomunitari privi del requisito di permanenza minimo nel territorio e cittadini dichiaratisi disoccupati ma che in realtà lavoravano in nero. Calcio Catania cambia il calendario della squadra, si anticipa il match con il Foggia venerdì 2 febbraio e martedì 6 febbraio è previsto il recupero con il Picerno. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!